Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Dal confronto al Ministero per lo Sviluppo Economico sulla vertenza Lukoil emergono notizie allarmanti. Siracusa e la Sicilia non possono e non vogliono rassegnarsi alla paralisi di un'azienda simbolo per il petrolchimico e per l'intero sistema economico, ma soprattutto non possono e non vogliono accettare il declino occupazionale e sociale dell'area. Lo affermano i segretari generali di UIL e Wiltec Sicilia, Luisella Lionti e Peppe Di Natale, al termine della riunione che si è tenuta questa mattina a Roma su convocazione del ministro Adolfo Urso. Catania si conferma la città con il maggior rincaro di prezzi in Italia. Anche a ottobre, secondo i dati Istat, l'inflazione è in aumento rispetto al resto del paese, attestandosi al 15,6%, quasi 4 punti percentuali in più rispetto al dato nazionale. L'inflazione a Catania è molto penalizzante anche nel confronto con altre città italiane al di sopra dei 150.000 abitanti. È quasi il doppio, ad esempio, di quella registrata da Aosta, ferma all'8,7%. Catania, logorata dall'inflazione, è in piena emergenza sociale, sottolinea il presidente provinciale della Federconsumatori, Salvo Nicosia. 3 auto hanno preso fuoco nei pressi di Via del Fante in zona Salinella a Marsala in provincia di Trapani. Sul posto si sono recati i carabinieri che insieme ai vigili del fuoco hanno avuto modo di constatare la natura dolosa di almeno uno dei 3 incendi. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno avviato le indagini per cercare di risalire al colpevole. È stata realizzata una graphic novel dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'iniziativa è volta a ricordare la figura del generale che 40 anni fa ha perso la vita nella strage mafiosa di Via Carini, in cui sono morti anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. L'opera è stata promossa dallo Stato Maggiore della Difesa in collaborazione con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e la dimensione partecipativa delle nuove generazioni. La graphic novel è stata presentata a Palermo al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Piazza Olivella. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.